Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Appalti truccati, la procura chiede l'arresto per Totò Cuffaro, Saverio Romano ed altri 16 tra politici, collaboratori e manager della sanità. Sono accusati di corruzione, turbativa d'asta e associazione a delinquere. Troppe armi tra i giovani, Sicilia 8, le vittime in pochi mesi, la sociologa si è perso il valore della vita. Traffico di stupefacenti a Marsala, il sodalizio criminale si era riorganizzato, 6 arresti. Corse clandestine di cavalli, denunciati 2 organizzatori di Campo Rotondo Etneo nel Catanese, il Calesse correva tra gli scooter. Abusi, in 25 anni in Sicilia sono 270 le vittime accertate di violenze sessuali in ambito ecclesiastico e quanto emerge dal report di Rete è l'abuso. Giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, eventi in tutte le città, a Catania tantissimi giovani in piazza Università. Agrigento si trasforma in set a cielo aperto per le riprese della miniserie Il giudice e i suoi assassini. Michele Placido porta sullo schermo la storia del beato Rosario Livatino. Calcio, il Catania torna a faticare, domenica al Massimino arriverà all'Altamura. Contro i pugliesi saranno assenti oltre a Ierardi, squalificato anche Aloi, Martic e Raimo. Infortunati, dai sanitari sensazioni positive per il recupero di Pieraccini. Bentrovati, apriamo con il terremoto politico giudiziario. È arrivata una richiesta di arresto per Totò Cuffaro, ex presidente della regione, Saverio Romano ed altri 16 fra politici, collaboratori e manager della sanità. È un terremoto, la nuova inchiesta della Procura di Palermo per appalti truccati. Manlio Viola. Dall'ex presidente della regione Totò Cuffaro al capogruppo della DC all'Ars Carmelo Pace, passando per lo storico autista e collaboratore di Cuffaro Vito Raso, per arrivare fino al deputato nazionale Saverio Romano di Noi Moderati. La procura di Palermo chiede al GIP di disporre gli arresti domiciliari per 18 persone. Oltre a politici e collaboratori ci sono manager di ASP e ospedali, primari e operatori delle forniture sanitarie. È un vero e proprio terremoto l'inchiesta per presunti appalti truccati condotta dalla procura di Palermo. In ballo ci sarebbero contropartite come assunzioni chieste dai politici a fronte di forniture sanitarie e appalti medicali nelle ASP di Palermo, Agrigento e Siracusa e negli ospedali palermitani. L'inchiesta però sarebbe molto più vasta di come appare. Oggi sono scattate le notifiche dei provvedimenti di invito a comparire parallelamente alle perquisizioni anche a casa del segretario nazionale della DC Cuffaro. Tutti dovranno essere ascoltati dal GIP che in base alle nuove norme deve prima sentire le motivazioni degli indagati e poi decidere se sia necessario un provvedimento di arresti domiciliari per questo tipo di reati. Sul dettaglio dell'indagine al momento si sa davvero poco. La procura ha solo confermato con una nota ufficiale i nomi degli indagati, ma mantiene il massimo riservo sulle singole accuse e sulla ricostruzione in attesa degli interrogatori. Respingono le accuse sia Totò Cuffaro, che dice di avere massima fiducia nella magistratura e aver offerto massima collaborazione, sia Saverio Romano, che con un video sui social si dice amareggiato e sottolinea come il danno d'immagine ormai sia fatto. Attaccano però le opposizioni. Ismaila Lavardera chiede una mozione di sfiducia per mandare a casa il governo Schifani, i 5 Stelle sottolineano come sia arrivato il momento di staccare la spina, Carlo Calenda ribadisce l'esigenza di commissariare la Sicilia, mentre Michele Catanzaro, capogruppo del PD, sottolinea come la politica sia ormai tornata a uno stato paludoso. A tutti risponde il governatore Renato Schifani, che esprime fiducia nella magistratura e nel fatto che gli indagati sapranno dimostrare la loro estraneità nelle sedi opportune. E adesso un breve profilo sui 2 indagati più autorevoli, Cuffaro e Romano, entrambi figli della vecchia Democrazia Cristiana, ancora oggi interlocutori di primo piano della politica regionale siciliana. Luca Ciliberti. Totò Cuffaro e Saverio Romano, un legame politico di più di 30 anni, cresciuti nella Democrazia Cristiana, entrambi in anni diversi sono stati segretari regionali dei giovani della Democrazia Cristiana, entrambi figli del vecchio potente ex ministro agrigentino Calogero Mannino. Totò Cuffaro, ex presidente della regione, Saverio Romano, ex ministro dell'agricoltura del governo Berlusconi. Un percorso politico condiviso tra i due, prima nella DC, poi il passaggio all'UDC. Romano lascia il partito di Casini, fonda il PID a sostegno di Berlusconi, poi la nomina a ministro, nonostante la pesante inchiesta per mafia nei suoi confronti. Nel 2001 la procura di Palermo lo accusava di essere vicino alla famiglia di Villa Abate. La soluzione arriverà nel 2012. Tra i due vecchi democristiani, nonostante le diverse strade politiche, l'amicizia non è mai venuta meno. C'era Romano a dividere con l'ex governatore le ore di attesa della sentenza della Cassazione che confermò la condanna dell'ex presidente della regione per favoreggiamento aggravato a 7 anni.
Cuffaro ne ha scontati meno di 5 tra indulto e sconti di pena. All'uscita dal carcere Cuffaro rifonda la DC con ottimi risultati regionali. Romano viene eletto in Parlamento con Noi Moderati. Nel 2023 i giudici hanno ritenuto estinta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per Cuffaro si è riaperta così la strada della politica attiva, con la possibilità di ricoprire anche cariche istituzionali. In prospettiva c'era un seggio alle prossime politiche, ma le loro strade, quelle dei centristi convinti, si sono separate ormai da mesi, pur restando insieme nel centrodestra. L'inchiesta di oggi è un terremoto all'interno del partito di Cuffaro. Oltre al suo leader, infatti, viene coinvolto e indagato anche Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Ars, e l'ex braccio destro di Cuffaro, Vito Raso. L'omicidio avvenuto a Capizzi nel Messinese, si attende l'autopsia sul corpo di Giuseppe Di Dio prima di fissare i funerali del sedicenne. Intanto i 3 fermati, tra cui il 20enne Giacomo Frasconà, accusato dell'omicidio, dovrebbero essere interrogati domani per la convalida del fermo. Francesco Triolo. Dovrebbero essere interrogati domani nel carcere di Enna Giacomo Frasconà Filaro, il padre Antonio, il fratello Mario e 3 uomini in stato di fermo da 3 giorni per l'omicidio di Giuseppe Di Dio, 16 anni, avvenuto a Capizzi davanti ad un bar sabato sera. Giacomo Frasconà, il più grande dei fratelli, è accusato di omicidio, tentato omicidio, detenzione abusiva di un'arma da fuoco clandestina, lesioni personali e ricettazione, mentre il padre e il fratello sono accusati di averla accompagnata in auto in occasione del folle blitz in pieno centro urbano. Il GIP si pronuncerà sulla richiesta di convalida del fermo con mantenimento della misura cautelare in carcere che sarà formulata dal pubblico ministero Salvatore Interlandi. Gli indagati, secondo quanto riferito dal difensore, l'avvocato Felice Lofurno del Foro di Nicosia, sarebbero intenzionati a rispondere alle domande del giudice per fornire la loro versione dei fatti. Secondo il penalista, Giacomo, il presunto omicida, sarebbe stato oggetto di una serie di sbeffeggi da parte della vittima designata che sarebbero culminati in un pestaggio avvenuto poco prima della sparatoria. Subito dopo il pestaggio e la tesi della difesa, il giovane avrebbe raggiunto una casa abbandonata dove avrebbe preso la pistola con cui poi ha sparato. Ma qualcuno avrebbe avvertito la famiglia e il padre Antonio insieme al figlio Mario si sarebbero messi alla ricerca di Giacomo per evitare che facesse una sciocchezza. Dopo averlo trovato lo avrebbero fatto salire in auto, il giovane si era calmato e avrebbe chiesto al padre di lasciarlo davanti al bar per prendere una birra, invece si è consumata la tragedia. Intanto si attende che venga eseguita l'autopsia sulla salma di Giuseppe Di Dio, un atto dovuto in questi casi solo subito dopo potranno essere fissati i funerali. A Palermo giravano in centro con pistola e tirapugni, un commerciante ha fornito il video ai carabinieri e sono stati denunciati 2 giovani, un dato che conferma la facilità di reperire armi anche tra i giovanissimi. Marco Gullà. In giro a Palermo con una pistola e un tirapugni. 2 palermitani di 18 e 19 anni sono stati denunciati dai carabinieri con l'accusa di porto di armi e oggetti atti ad offendere e procurato allarme. A permetterne l'identificazione è stato un filmato del 24 ottobre consegnato da un esercente ai militari. Nel video i 2 giovani a bordo di una bicicletta elettrica in via Roma si scontrano con un pedone e cadendo a terra perdono una pistola immediatamente recuperata dal 18enne. All'arrivo delle forze dell'ordine i 2 si erano già dileguati, ma l'analisi del video e la conoscenza del territorio ha permesso ai carabinieri di identificare i 2 indagati. Il 18enne è stato fermato in piazza Chinnici e trovato in possesso di una pistola a salve priva di tappo rosso e di un tirapugni. Il 19enne invece è stato riconosciuto e identificato dai carabinieri in via Roma a bordo della stessa bicicletta elettrica ripresa dalle telecamere dell'esercizio commerciale. Ancora giovani e pistole, un binomio sempre più frequente. Proprio ieri nel terzo blitz delle forze dell'ordine nel quartiere Zen è stato scoperto un laboratorio artigianale di munizioni, armi quindi giocattolo che poi però vengono lavorate artigianalmente atte a offendere. E poi la facilità di reperire armi sia nel dark web che nel mercato nero. Armi e violenza, un'escalation negli ultimi mesi, dal femminicidio di Sara Campanella alla strage di Monreale fino al delitto dell'Olivella. L'assassinio di Giuseppe Di Dio è l'ultimo caso di un'escalation di violenza nell'isola. Giovani che uccidono dunque altri giovani, sono 8 le vite spezzate dall'inizio dell'anno nell'isola. Pistole e coltelli sono a disposizione con facilità nelle mani di chi mostra di non aver alcun valore e di non prestare valore alla vita. La sociologa dice la violenza come unico linguaggio possibile da mostrare sui social e da emulare. L'ha sentita per noi Roberta Lunghi.
La pistola caduta accidentalmente dalla tasca di un giovanissimo che viaggiava in bici con un coetaneo a Palermo, subito recuperata nello sconcerto dei passanti come fosse un pacchetto di fazzolettini, come fosse normale, in uno sfondo dove si impenna il conto di giovani uccisi da altri giovani con armi facilmente a disposizione. La disponibilità dell'accesso alle armi ha già in nuce la possibilità che queste vengano utilizzate per l'offesa. C'è anche un effetto, diciamo così, di imitazione dei social. La lite e poi lo sparo, lo scambio di persona, il proiettile vagante che diventa mortale, il fendente, l'intento di vendetta portato a termine, il femminicidio. Sara a Messina, Giuseppe a Capizzi, Paolo a Palermo, Massimo, Andrea e Salvatore a Monreale, Nicolas a Francofonte, Francesco a Catania. Non ci sono più. C'è una progressiva perdita e depotenziamento del significato della vita e della morte stessa, perché noi stiamo assistendo a un aumento delle commemorazioni e delle celebrazioni della morte online, che però stanno spostando ogni giorno di più, ci stanno allontanando ogni giorno di più dal sentimento di mortalità. Violenza trasversale, ma con un comune denominatore: il vivere in famiglie e contesti dove l'amore e la cura non sono più i cardini. In alcune famiglie la violenza sta al centro della casa e quindi io conosco soltanto quel modo di comunicare. Quando mi rapporto con i miei pari, mi rapporto con l'unico strumento che conosco, che è la violenza. Il gruppo del Tribunale di Caltanissetta ha disposto il rinvio a giudizio di 4 medici del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Sono accusati di omicidio colposo e cooperazione nel delitto colposo per la morte per pancreatite del 26enne nisseno Mirko Mattina. Secondo la tesi dell'accusa, il loro approccio diagnostico e terapeutico sarebbe stato carente e colposamente tardivo, tanto da determinarne la morte. A Marsala, nel Trapanese, erano tornati a riorganizzarsi. Smantellata la nuova piazza dispaccio, la base operativa, ancora una volta, è il quartiere popolare di Sappusi. Laura Spanò. I carabinieri di Marsala hanno arrestato 6 persone per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. La base operativa era nel popolare quartiere Sappusi, già al centro di numerosi blitz antidroga. L'indagine ha documentato le fasi di riorganizzazione del sodalizio criminale. L'operazione si pone in rapporto di continuità con le precedenti indagini Virgilio e Virgilio 1, che negli ultimi anni hanno consentito di smantellare fino a impedire qualsiasi tentativo di riorganizzazione della storica piazza dispaccio di Sappusi. Eseguite perquisizioni personali domiciliari alla ricerca di armi, droga e soldi. L'inchiesta avrebbe fatto emergere le attività di approvvigionamento e commercializzazione di crack e cocaina, di documentare il sistema di recupero credito con estorsioni anche nei confronti di pusher della stessa organizzazione, che sarebbero stati costretti a dare impegno alla carta prepagata del reddito di cittadinanza a garanzia degli illeciti debiti contratti. Sempre a Marsala, la Guardia di Finanza ha arrestato anche un uomo che aveva trasformato la sua casa in market del crack, sequestrata una carabina. Incidente mortale sull'autostrada Siracusa-Modica, perdere la vita un camionista di 33 anni che era alla guida di un'auto articolato senza rimorchio adibito al trasporto di merci. Non risultano coinvolti altri mezzi. Una corsa clandestina di cavalli filmata dagli smartphone è diventata virale sul web. Ha permesso alla Polizia di Stato di Catania di individuare e denunciare 2 fantini messinesi. Nelle immagini anche la rovinosa caduta che ha coinvolto alcuni scooter e uno dei 2 cavalli. Desiree Ferlito. Scooter che suonano all'impazzata in una strada strettissima e impervia, tra loro 2 cavalli che corrono senza un perché. Nelle immagini una corsa clandestina immortalata da uno smartphone da uno dei partecipanti, che ha poi condiviso il video sui social. Qualche istante dopo la rovinosa caduta che ha coinvolto alcuni motocicli e uno dei cavalli in un brutto incidente. La corsa risale all'11 ottobre. Ad organizzarla a Camporotondo, nel catanese, 2 fantini messinesi che, sentendosi il fiato sul collo per le indagini avviate dalla polizia, che con perquisizioni di stalle e scuderie stavano stringendo il cerchio sui 2, si sono presentati spontaneamente con i rispettivi cavalli e calessi. L'analisi del video, che era stato girato da alcuni spettatori durante la corsa, ha permesso alla squadra a cavallo della polizia di accertare la provenienza degli equini.
Si tratta di 2 purosangue inglesi di 5 e 10 anni, del valore di circa 15.000 euro. Entrambi, spiegano dalla questura di Catania, sono cosiddetti scarti di pista, ovvero cavalli che non raggiungono i tempi utili per gareggiare e che per questo sono venduti alle scuderie in Italia e all'estero e spesso coinvolti in gare clandestine. I 2 fantini indagati sono stati denunciati alla procura di Catania. E adesso parliamo di abusi in ambito ecclesiastico. In Sicilia sono 270 le vittime accertate di violenze sessuali in 25 anni, dal 2000 al 2025. Sentiamo Gerry Italia. Il silenzio è ancora la barriera più alta in Sicilia. Dal 2000 a oggi sono 103 i casi documentati di violenze sessuali legate a contesti ecclesiastici, con 270 vittime accertate. A dirlo è il nuovo report di Rete l'Abuso, che da anni raccoglie testimonianze e dati in tutto il paese. Un quadro drammatico che su scala nazionale conta oltre 4.300 persone coinvolte. 10 casi ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 14 a Catania, 7 a Enna, 16 a Messina, 20 a Palermo, 6 a Ragusa, 11 a Trapani e 10 a Siracusa. Nella maggior parte degli episodi l'abusante è un sacerdote, 86 casi, seguono catechisti, laici e un educatore scout. Le vittime, quasi tutte minorenni e di sesso maschile, spesso restano sole, senza voce. Tutti i casi censiti derivano da denunce dirette o riscontri nelle cronache giudiziarie. In Italia non c'è l'obbligo di denuncia, nessun cittadino ha l'obbligo di denuncia, anzi corre il rischio di essere controquerelato per calunnia qualora non abbia le prove per dimostrare una denuncia del genere. Ecco, la Chiesa si avvale di questo voto legislativo e quindi purtroppo anche se dicono che hanno la facoltà morale di denunciare, nei fatti poi in Italia non c'è una sola denuncia. Secondo l'associazione in Italia sono oltre 1.100 i religiosi identificabili come sex offender, ma il conto potrebbe salire. Non sono ancora inclusi i vescovi accusati di omissioni o di insabbiamenti. E proprio in Sicilia si attende l'evoluzione del processo per falsa testimonianza a carico del vescovo di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, legato al noto caso Rugolo, il cui iter è entrato in fase pre-dibattimentale lo scorso 29 ottobre. È un segnale chiaro, da un lato dicono che con l'atto della magistratura denunciano qui e là e poi di fatto però vediamo inviati a giudizio, vuol dire che diciamo che questa è la prova contraria. Vicende diverse unite da un'unica richiesta: verità e giustizia per chi ha subito in silenzio. Breve pausa e poi parleremo della festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate e anche della fiction sul giudice Rosario Livatino. A tra poco. Oggi è la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, celebrazione in tutta Italia sotto il principio difesa, la forza che unisce. A Catania tantissimi giovani che hanno partecipato all'evento in Piazza Università. C'era per noi Simona Mazzone. La memoria è un'arma potente per evitare di ripetere gli errori del passato. Un monito contro la crudeltà della guerra, un sì alla pace, si è elevato nella giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, che si celebra in tutta Italia con diverse manifestazioni. Questa è Piazza Università a Catania, da dove il prefetto Signoriello ha ricordato l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Il tema di quest'anno, difesa, la forza che unisce, è un messaggio che attraversa ogni azione delle Forze Armate. Nel suo discorso, qui letto da una studentessa, il ministro della Difesa Crosetto dice che è l'umanità con cui operano a rappresentare la vera forza dell'Italia. Una piazza affollata soprattutto dagli studenti degli istituti Battisti, De Felice Olivetti, Cutelli, Duca degli Abruzzi e Baccarini. Il lavoro che svolgono al giorno d'oggi le Forze Armate è un lavoro di grande impegno e importanza, soprattutto anche per le generazioni successive. Parlare di pace oggi più che mai è importante non solo per i conflitti che caratterizzano il panorama internazionale, ma soprattutto per sensibilizzare i giovani alla non violenza. La storia è maestra e ci dice da questo punto di vista che con la violenza non si è mai costruito nulla. I ragazzi questo lo sanno bene. Purtroppo assistendo episodi di violenza e quindi è importante sensibilizzare ed educare noi giovani su queste tematiche.
Agrigento si trasforma in set a cielo aperto per le riprese della miniserie Il giudice e i suoi assassini. Michele Placido porta sullo schermo la storia del beato Rosario Livatino, simbolo di fede e legalità. Il regista sta lavorando in Sicilia in questi giorni, spinto da una grande passione, e ci racconta lui stesso perché. Eva Spambinato. Riprendere soprattutto quello che Livatino amava di più, fiducia nella giustizia e alla fede, perché lui amava la figura di Cristo. Michele Placido non nasconde l'entusiasmo che in questi giorni e in queste notti lo sta spingendo a lavorare senza sosta nei luoghi di Rosario Livatino. Raccontare una figura straordinaria e potente come quella del giudice beato ucciso dalla mafia nel 1990 per Placido è un modo per rendere omaggio ad un giovane uomo diventato simbolo di coraggio e integrità. Cristologia e giustizia. Sono tanti gli elementi che hanno fatto sì che io con questo entusiasmo riprendessi in mano questa nuova scoperta. Lo incontriamo durante le riprese della nuova miniserie Rai, Il giudice e i suoi assassini. Placido ci svela anche un altro motivo che lo ha spinto alla regia per la prima volta in una fiction Rai. Soprattutto per la collaborazione con Falcone e Borsellino, cosa che non c'era nella passata storia. E questo è stato l'elemento che mi ha incuriosito moltissimo. Protagonista è Giuseppe De Domenico, affiancato da un cast d'eccezione con Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi, Francesco Benigno. Questa dedica fatta dal maestro Michele Placido sia veramente dovuta e soprattutto conoscendo le capacità del maestro Michele Placido sono sicuro che uscirà fuori una gran bella fiction. Le riprese, iniziate a fine settembre, si svolgono nei luoghi reali della vicenda, da Canicattì ad Agrigento, per restituire autenticità e radici ad una storia che parla ancora al presente, quella di un uomo che fece della giustizia la propria missione e che poi fu proclamato anche beato. Malattie sessualmente trasmissibili in aumento, c'è l'allarme degli esperti, ma ci sono anche le campagne vaccinali come quella contro l'HPV dell'ASP di Catania. Subito dopo il TG, nel focus di oggi, Eva Spampinato ne parlerà con il dottor Gabriele Giorgianni, che coordina le attività vaccinali dell'ASP di Catania, e Federico Nicolosi, direttore dell'unità operativa semplice di urologia dell'ospedale di Taormina. Appuntamento dopo il TG alle 14.30 in streaming su siciliaweb.it. I messaggi, se volete, al 342 7455 005. Adesso una pausa, poi il calcio con il Catania. Eccoci al calcio, riprende oggi dopo 3 giorni di pausa la preparazione del Catania in vista della gara interna contro l'Altamura. Squalificato Ierardi, Toscano spera di recuperare Pieraccini. Sentiamo Francesco Triolo. L'amarezza per i 2 punti persi a Caserta c'è ancora, non sono bastati nemmeno i 3 giorni pieni di stacco, di riposo per cancellarla, una rabbia da trasformare in carica agonistica in vista della partita di domenica prossima contro il team Altamura al Massimino. Oggi è prevista la ripresa degli allenamenti per i giocatori del Catania con il tecnico toscano che sa già di dover rinunciare al difensore Ierardi, sarà squalificato, e al Jolly Raimo, oltre i centrocampisti Martic e Aloi. A proposito di Aloi, nei prossimi giorni verrà sottoposta agli esami strumentali per accertare l'entità del problema al ginocchio. Qualora le indicazioni dovessero essere negative, la società potrebbe aggregare al gruppo in pianta stabile il 21enne Arjan Khilafi, centrocampista macedone prelevato dalla Sampdoria nella scorsa sessione estiva di mercato. Una piccola speranza c'è per il recupero invece di un altro difensore, Pieraccini. Lo staff medico rossazzurro è al lavoro per rimettere in sesto l'ex del Cesena, che aveva cominciato da titolare il confronto di Caserta, salvo poi abbandonare il campo per un acciacco. Se dovesse esserci Pieraccini a tempo pieno, l'assetto tattico e l'idea di gioco originaria non cambieranno. Se così non fosse, il tecnico toscano potrebbe arretrare sulla linea dei difensori Quaini ed inserire a centrocampo Corbari. Ieri pomeriggio intanto è anche cominciata come da tradizione la prevendita dei italiani per il confronto casalingo contro i pugliesi. Si possono comprare dei biglietti online oppure dei punti vendita convenzionati.
E adesso il calcio a 5. Stasera la Meta Catania, dopo l'eliminazione beffa in Champions League, torna in campo al Pala Catania per sfidare Cosenza nel match valido per la 6ª giornata di campionato. E con questo è tutto, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.